Sono orgoglioso di quello che muovete per la nostra Sicilia, io sono sempre dietro di voi. Abbiamo il Presidente che lo ringraziamo nuovamente per questa accoglienza. Abbiamo iniziato un lungo cammino, questo preview ha funzionato, abbiamo le idee chiare, abbiamo le risorse e possiamo imbarcarci in questa operazione del Museo del Made in Sicily. Sono d'accordo con il Presidente e mi fa piacere sentire queste belle parole. Eravamo ad Amburgo quando disegnavo con Domenico, ricordi? Sì, mi ricordo che si parlava di queste radici, di questo albero, e là Domenico ha incominciato il professore a fare i primi scritti. Gente come te che fa tanto, da sempre ha fatto tanto e continua a fare tanto Continuiamo a fare per promuovere questa terra e valorizzarla. tutti i giorni, tutte le mattine, tutte le sere, siamo sempre numero uno. Ho bisogno di uomini come il Cavaliere Andronico che ci possano dare una marcia in più per affrontare le sfide del futuro.